Ragazzi, oggi è meglio che abbiate fame. Giusto? E questi che ne. Sette metri di bruschette, ma ci pensate? Eppure questo è il cavallo di battaglia di Paolo, che a 50 anni, qualche anno fa, decise di imprimere una svolta forte e decisiva alla sua vita. Ripartì da qui, da Bolca, il paese dei fossili e anche delle patate, e ripartì da questo locale che si trova proprio all'imbocco della stradina che porta verso la famosa Peschiara, dove per tanti anni la famiglia Cerato ha estratto dei tesori conosciuti in tutto il mondo. Insomma, qui Paolo iniziò una nuova vita, una nuova storia con la sua compagna Tania, una storia che, ascoltata oggi, sembra addirittura che fosse già stata scritta prima. È che bisognava scoprirla, leggerla e soprattutto viverla. Quando siete arrivati qui, Paolo? Siamo arrivati praticamente come apertura nel 2017, il 20 aprile abbiamo aperto. Ma come discorso di inizio lavori è stato il giorno del compleanno di Tania, che ci hanno dato l'ok per partire con i nostri lavori e aprire questa attività, in poche parole. Io prima torniamo un po' indietro nella mia vita, dopo la bruschetteria, che è successo tutte le periferie della famiglia, mi sono ritrovato senza lavoro, sono andato a lavorare anche in conceria, uno dei peggiori lavori che per un essere umano che può esistere per me è conceria, perché in mezzo agli acidi, in mezzo alla puzza e tutto, però sempre il lavoro ti dava da mangiare. Ma sono andato, poi non era il mio mondo, ho aperto un ristorante insieme con un socio. Un ristorante nella zona di Valdagno, però non era il mio vivere, non ero contento di quello che facevo. E invece quando ho venduto la quota di là, di quello ristorante, sono passato di qua per caso e ho visto affittasi e vendersi. Fatalità, quando ho chiuso là, ero senza lavoro, è stato proprio da un giorno all'altro. E lì sono tornato a casa da Tania e ho detto, sai che affittano la bruschetteria, che io e te siamo andati quella volta a bere un caffè e tu hai detto, sai se qua fosse nostro e apriamo una bruschetteria? Questo è tutto stato realizzato da lì. Volevo fare una cosa diversa dagli altri, al di fuori della città, al di fuori dei paesi, e nella verità un po' di orgoglio ce l'ho, perché essere qua sopra a 650 metri d'altezza, in mezzo ai boschi, la gente deve venire apposta e realizzare quasi 1000 persone alla settimana che vengono a mangiare, non è una passeggiata. Oggi questa è diventata davvero una storia importante, per i numeri certo, per l'indotto, perché oltre a Paolo e Tania qui lavorano altri 4 dipendenti, quindi sono state create delle opportunità di lavoro. Ma come ben sapete, una casa non sta in piedi se non ha delle fondamenta solide e d'altro canto un prodotto quindi non funziona se ha dei validi presupposti che lo ispirano. Quindi mi sono chiesto, qui quali sono? O meglio, esiste, chiamiamola così, una cultura della bruschetta? Non lo so, io so solo che qui ho conosciuto quella di Paolo. Noi abbiamo pensato di fare questa novità perché avevo visto già il potenziale a Chiampo di queste bruschette, che sono nate praticamente, abbiamo iniziato con le bruschette piccole singole e poi da uno spazio che non c'era sopra il tavolo della cucina, che non si riusciva a tagliare, le ho girate in senso orizzontale e il colpo d'occhio che ho visto questa lunghezza di questa bruschetta, ho detto, ma perché non andiamo a fare con una bruschetta tutta intera? E lì, siccome io sono un po' un tipo che mi butto allo sbarare su tutto, ho parlato con il panettiere, con una ricetta particolare in maniera di assemblare insieme il pane perché non si rompesse,
di fare questo tipo di pane da metro praticamente. E così abbiamo provato a fare un campione, l'abbiamo portato in tavola sotto invito di alcuni amici, abbiamo provato, ho detto Paolo vai che è una cosa eccezionale, e da lì è nata la bruschetta da metro che è diventata fino a 7 metri alla fine, adesso in un colpo solo. All'inizio quando la portavamo in tavola ostacolava un po' i clienti, nel senso che avevano i bicchieri, avevano le loro cose in tavola, però con il nostro tagliere che è lungo 1 metro e 20, anche quello altro che portiamo la bruschetta 2 metri, e ostacolava un po' nella tavola il chiacchierare delle persone. Io arrivo sul tavolo, chiedo solo il permesso e con questo cavalletto che abbiamo realizzato qui in legno riusciamo a depositare il nostro tagliere con la bruschetta in base alle lunghezze, in base alle persone che ci sono in tavola, e non disturbiamo nessuno, e sotto ci stanno i loro bicchieri di altezza di birra, di media, quello che è. Ecco, fa anche creare un po' un valore folcloristico dell'ambiente, visto che qua siamo in mezzo ai boschi, in montagna. Ecco. Ma non è solo questo. Paolo infatti ha fatto anche un'altra scelta, quella di privilegiare i sapori, che qui certo non mancano, della sua terra, che tra l'altro sono anche molto vari. E anche questo fa parte della cultura della bruschetta, o almeno della sua. Io do valore 1000 alle produzioni locali, perché dobbiamo valorizzare i prodotti della nostra zona. Lo so che i centri commerciali ci danno tutto, però non dobbiamo far morire le piccole aziende che siamo qui nei dintorni, che siamo praticamente, come si dice, dobbiamo valorizzare, nel senso che il prodotto principale vengono dalle nostre parti, poi arriva al centro commerciale, ma i veri produttori siamo noi, i commercianti artigiani, che diamo un valore alle nostre cose, alle nostre culture, alle nostre tradizioni. Se non seguiamo questi valori qua, tutto muore. Quindi io 2 volte alla settimana vado in queste aziende dell'Alta Valle del Chiampo e anche parte di Signia, vado a prendermi i miei prodotti, formaggi, carni, le trote affumicate, vado a prendermi varie cose, le affettati, le mozzarelle, vado a prendere tutta roba della zona qui, in maniera di dare un valore, come ho detto prima, alle nostre tradizioni, che io ci tengo molto perché sono un tradizionalista. Ogni volta che Paolo porta in tavola una bruschetta non propone soltanto una prelibatezza. Quella bruschetta per lui è la sommatoria di un percorso di vita, delle sensazioni che ha interiorizzato in tutti gli eventi che gli sono accaduti, nel bene e nel male, e che lo hanno anche profondamente segnato. Oggi l'attività portata avanti con Tania è vivace, florida, è apprezzata, ma non è stato sempre così. All'inizio era un obiettivo, un punto di partenza e di arrivo che loro hanno inseguito con tutte le loro forze, nonostante entrambi non abbiano avuto una vita sempre facile e nonostante lo scetticismo che più di qualcuno gli ha gratuitamente esternato quando erano soprattutto agli inizi. Ma loro hanno resistito, hanno tenuto duro e sono arrivati fin qua. E cosa ha rappresentato questo posto per ricominciare? Il rilancio di una nuova vita, ecco che... ecco. E tutti quanti mi diceva di tutto di più perché dice, bah, sapere cosa vai a fare, chi è insieme, cosa vai a fare, te verrà che buso chi fa, e invece noi altri, zitti, siamo avanti per la nostra strada. Tutto quello che vedi l'abbiamo fatto tutto con le nostre mani, anche questa sala tipica, che io sono amante del Tirolo, e abbiamo costruito dal pavimento al tetto a tutto con le nostre mani, io e lei. Quanto avete lavorato? 24 ore al giorno.
Inizialmente eravamo io e Tania solo, mi facevo lei in cucina a fare bruschette per 60 persone e io mi gestivo 60 persone in sala, perché economicamente non riuscivamo a pagare un cameriere, un altro cameriere, e poi pian piano abbiamo realizzato 5 posti di lavoro, scusa, che sono qua insieme a noi. Io ti ho sempre visto col sorriso comunque. Sì, bisogna, perché la vita va avanti. Qua la gente si deve sentire in famiglia. Qua per me la gente può venire a mangiare anche in accappatoio, me ne frega. Proprio viene qua perché si sente in famiglia, libera la loro mente per un'ora o due dai casini quotidiani di questo mondo. Chi è Tania per te? Tania è praticamente 3 pilastri del locale, perché se non avevo lei al mio fianco e lei l'ha pensato come me, è una persona che sogna in lontananza e sognare non costa nulla, però è diventata una realtà. Un'ultima nota dolce. Questa bruschetteria, nonostante la sua giovane vita, è stata premiata come eccellenza italiana tra gli addetti ai lavori, a un riconoscimento non da poco a livello nazionale. E a proposito di dolcezza, questo è il dolce. Non chiedete tanto altro, chiedete una bruschetta dolce con la Nutella, con la marmellata, con un letto di Philadelphia e adesso finalmente con la panna montata. Paolo, Tania, io vi ringrazio per avermi reso partecipe di questa specialità, grazie allo splendido staff. Se passate da queste parti, fermatevi, perché è una pausa dolce alla fine, ma prima seghe da dentro. 7,5 metri la portata massima del forno, giusto? Giustissimo, bravo. Se stai tanti, insomma. E adesso sotto! Grazie ragazze! Grazie a te. Ti servelo?